Buonasera, pace del Signore a tutti. Vi invito ad alzarvi in questo momento. Siamo qua riuniti per celebrare un culto a Dio e mentre ero a casa oggi pomeriggio che leggevo la Bibbia ho letto il capitolo 5 di Romani, ho letto il primo versetto, mi ha toccato così tanto che ho pensato, se il pastore mi chiede di cominciare il culto, io condividerò questo versetto. E poco fa il pastore è venuto da me, mi ha dato il microfono e ha detto, Dio vuole che io condivida questo versetto. Romani capitolo 5 versetto 1 dice così: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E mentre meditavo questo versetto pensavo, immagina Dio, il giusto giudice, che deve giudicare il mondo e noi davanti a questo giusto giudice con tutti i nostri peccati, con tutte le nostre trasgressioni, noi che abbiamo violato tutte le sante leggi di Dio, e Dio che deve giudicarci perché noi siamo ingiusti. E in quel preciso momento Gesù Cristo viene in nostro aiuto, prende su di sé tutte le nostre colpe e tutta la sua giustizia la passa a noi. E quindi Dio, che ci vedeva come totali trasgressori della sua legge, ci vede totalmente giusti, santi. E per questo oggi noi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ti puoi rallegrare in questa sera dicendo: io ho pace con Dio, io sono in pace con Dio, io posso andare in cielo perché sono in pace con Dio. Rallegriamoci questa sera per questo motivo. Quando celebreremo la Santa Cena ricordiamoci che è grazie al Signor Gesù, grazie a Gesù che noi abbiamo pace con Dio. Preghiamo. Padre Santo, eccoci qua Signore nella tua casa. Quale ricca opportunità, Signore, che abbiamo di cantare a Te, celebrare a Te, glorificarti, Signore, e innalzare il Tuo santo nome. Vogliamo ringraziarti, Signore, prima di tutto per il dono della salvezza. Grazie, Signore, perché Tu ci hai guardati, Tu ci hai amati e Tu ci hai perdonati, Signore. Se noi siamo qui è perché possiamo dire con piena forza, Signore, che abbiamo pace con Te, perché il Signor Gesù ha pagato il prezzo per i nostri peccati. Oggi noi ci presentiamo a Te, Signore, santi, ma non a causa della nostra giustizia, non a causa delle nostre opere, ma per ciò che Gesù ha fatto. Quindi possiamo, sì Signore, alzare le nostre mani e cantare, Signore, a Te e celebrare il Tuo nome, Signore, perché siamo puliti davanti a Te. Vogliamo pregarti, Signore, per questa serata, per questo culto, affinché la Tua gloria si manifesti, affinché il Tuo Spirito Santo scenda, si impadronisca di questo locale, e affinché ognuno di noi possa uscire di qua, Signore, pieno della Tua presenza. Usati, Signore, di ogni persona che canterà, ogni persona che pregherà, chi predicherà la Tua parola, che tutto sia fatto con eccellenza, con qualità, perché è per Te, Signore, non è per un uomo, è per Te. Noi ti innalziamo, ti glorifichiamo e ti benediciamo, Signore, in questa serata. Onora a Te stesso come il Dio di questo luogo, come il Dio della Chiesa Be Church, nel nome di Gesù, amen. Ha vinto già, non saremo in smorzo, chi ci fermerà? Gesù, Tu sei qui, portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì, ha vinto già, non saremo in smorzo. Gesù, Tu sei qui, io vivrò. Potenza vive in me, sono libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò. Chi vive in me, guarito sono.
vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Portando i nostri pesi, portando i nostri pesi. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò chi vive in me. Guarite sono nei nomi di Gesù. Tutti insieme così. La Chiesa insieme, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Chiesa, Dio per noi combatte. La Chiesa griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, mi loderò e dichiarerò che vive in me. Guarito sono nei nomi di Gesù. Alleluia! Puoi applaudire il nome del Signore, applauda il nome del Signore. Abbiamo appena cantato, Dio per noi combatti, a fianco a noi sarà. Tu credi in quello che tu hai cantato? Amen? Tu credi che il Dio che provvede in questo luogo? Amen? Abbiamo appena avuto una esperienza qua molto bella, il gruppo di Lodi. Io volevo raccontarvi, perché mentre cantavamo questa canzone, Dio per noi combatti, a fianco a noi sarà, il nemico ha vinto, lui ha vinto già. Mi sono ricordata di questo, che quando John stava suonando, 2 corde della sua chitarra si sono rotte, lui non aveva le corde e quindi non poteva suonare la chitarra. Però proprio oggi, mai è successo, una persona ha portato una chitarra in chiesa. È stato molto vedere l'agire di Dio, Dio che provvede in questo luogo, Dio che combatte per noi in questo luogo. Il nemico può cercare di fare le sue guerre, ma Gesù ha vinto per noi. E volevo che voi cantavate ancora una volta, Dio per noi combatte, a fianco a noi sarà, Lui per noi ha vinto già. Cantiamo insieme. Dio per noi combatte, il suo regno avanza, Satana è sconfitto.
ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa Griderà. Dio per noi combatte, con ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà. dichiara ancora una volta, Dio per noi combatte, Dio per noi combatte, con ogni fortezza. Non sarà. Satana è Sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò. La tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò. Loderò e dichiarerò che vive in me. Fuori posso nel nome di Gesù. Alleluia. Spirito Santo, alleluia. Amen. Noi lodiamo il tuo nome, Gesù, noi lodiamo il tuo nome bellissimo. Non c'è un nome più bello del tuo, Signore. Eu volevo che tu prendessi questo momento per dichiarare la tua gratitudine al nostro Signore. Dichiara la tua gratitudine a Lui, dichiari a Lui per ciò che sei venuto a fare qua. Non perdere il tuo tempo, non distrarti, non perdere il movimento dal cielo che succederà in questo luogo questa sera. Comincia a parlare con Lui, comincia a dichiarare: Signore, io so che il Signore ha già cominciato a agire. Signore, il Signore ha cominciato a agire già in pomeriggio in questa chiesa, portando trasformazione. Il Signore già ha cominciato a agire, Signore, quando noi siamo arrivati. Il Signore già ha cominciato a agire prima che siamo arrivati qua, Signore. Ah, Spirito Santo, il Signore già ti ha mosso fin qua. Il Signore ci ha già portato fino in questo luogo. Padre, che il nostro cuore, che la nostra mente non siano distratti, Signore, a ciò che il Signore vuole fare in questo luogo. Spirito Santo, vieni col tuo movere, vieni con la tua gloria, vieni con la tua unzione, Spirito Santo. Oh Spirito. All'inizio eri la parola, uno con Dio altissimo. Il mistero della sua gloria si è rivelato su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, nulla. Ma che nome bellissimo, nome di Gesù. Lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Amore più grande del mio peccato, niente può dividerci. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù.
ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tua è il regno, tua è la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché e vivo sei ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo. Mio re, ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, nome di Gesù. La morte ha vinto, la tomba adesso è. Il cielo proclama la tua gloria, perché risuscita sei vivo sei invincibile, ineguagliabile, ora regnerai. Tu è, tu è, tu è sopra solo la morte ha vinto, il velo ha, la tomba vuota adesso è. Il cielo perché risuscita vivo sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, nome di Gesù. Spirito Santo, Santo Spirito, scendi su di noi. Noi siamo qui alla tua presenza, Gesù, con un desiderio così forte di sentirti qui.
nome e sentire così vicino il suo calore. Noi veniamo alla presenza del Signore perché c'è un bisogno forte dentro il cuore di ricevere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Dichiara Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi, donata a tutti noi. Noi veniamo alla presenza del Signore con un desiderio forte dentro il cuore di ricevere qualcosa nel suo nome e sentire così vicino il suo calore. Noi veniamo alla presenza del Signore perché c'è un bisogno forte dentro il cuore di ricevere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Grazie, grazie Signore. Spirito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Declara, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo aqui. Enche este lugar. É o desejo do meu coração. Nós desejamos sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Se
dichiara questo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar Esse esse lugar. é o desejo. Nós desejamos, Espírito Santo, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo. Spirito Santo, noi ti desideriamo qui, ti desideriamo qui. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Amen. E questa grazia, questa stupenda grazia è quella che siamo venuti a celebrare questa sera in questo culto di Santa Cena, in questo adorarti di Santa Cena, in cui insieme, come uni in Cristo, come un solo corpo, così come Gesù ci ha chiesto, noi celebriamo e ricordiamo la morte e la risurrezione, il sacrificio perfetto del nostro Salvatore. E io voglio leggere insieme a voi alcuni versetti che ci introdurranno alla Santa Cena. Dice così la parola del Signore nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e che bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga.
per riflettere in un attimo insieme. So che i nostri operai, le nostre operaie qua dovranno fare un po' di peso con gli alimenti, ma vorrei che tutti quanti noi potessimo veramente preparare il nostro cuore alla Santa Cena. Nel capitolo prima, il capitolo 10, Paolo scrive così: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti di quell'unico pane. Qua Paolo ci sta meravigliosamente rivelando che nel momento che noi prendiamo la Santa Cena, ancora di più sigilliamo il nostro essere uno in Cristo, ancora di più veniamo a far parte di quest'unico corpo. E per questo motivo io questa sera prendo un episodio magari un po' triste e fastidioso che è successo questa sera, affinché ognuno di noi possa preparare veramente il suo cuore per quello che stiamo per fare, no? Perché è già successo in realtà durante questo mese. Non voglio che nessuno si allarmi, perché chi purtroppo ha subito il danno già lo sa, ma c'è stato un piccolo incidente qua fuori nel parcheggio questa sera. Un fratello, una sorella, tra di noi non sappiamo chi è stato, quindi non siamo qua per puntare il dito, accusare, però ha sbattuto contro la macchina di una nostra sorella e adesso questa macchina ha un danno, no? E sapete, io proprio in questo momento della Santa Cena, io credo che proprio in questo momento sia il tempo ideale per chiedere perdono. E io sto prendendo questo fatto che è successo questa sera soltanto per avere un esempio pratico, ma credo che ognuno di noi, se potesse in questo momento fare esamini se stesso, come dice l'Apostolo Paolo nel brano che abbiamo letto, che ognuno esamini se stesso. E se questa sera tu hai qualcosa contro qualcuno, ancora di più se contro un fratello, una sorella, che questa sera possa essere la sera di riconciliazione, che questa sera di Santa Cena possa essere la sera in cui chiediamo perdono, che questa sera di Santa Cena possa essere la sera in cui quelle parole dette o quelle frasi pensate contro qualcuno, verso qualcuno, possono essere cancellate dalla nostra vita, dalla nostra coscienza. Non c'è debito che noi possiamo mantenere se sappiamo che Gesù ha già pagato ogni debito per noi, ma che in questa sera di Santa Cena noi possiamo veramente essere parte di quest'unico pane, di quest'unico corpo, di questo tutto che è la Chiesa di Cristo. Perdoniamoci gli uni gli altri, amiamoci gli uni gli altri, abbracciamoci gli uni gli altri. Questo è involontariamente un appello anche per quella persona che ha fatto questo danno, questo incidente. Forse tu non sai di chi è la macchina che è stata danneggiata, ma c'è il fratello Paolo là dietro. Semmai prima della fine del culto vai a parlare con lui ti indicherà. Ma al di fuori di questo episodio che è successo, oggi il culto di Santa Cena è il miglior culto, è la migliore serata in cui vivere la riconciliazione. Gesù è morto per questo, affinché tutti potessimo partecipare di un unico pane e essere veramente Chiesa. Per questo questa sera, quando tra poco prenderai il corpo di Cristo, o questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo, che quando entri dentro di te possa darti la coscienza di dire: io faccio parte della Chiesa del Dio vivente, io faccio parte di questo corpo, io sono un membro importantissimo di questo corpo e io devo amare le altre membra di questo corpo, perdonare, volere bene a tutti quanti.
se questa sera tu senti che hai bisogno di perdono o devi chiedere perdono, che questa possa essere la sera di riconciliazione per te, per il tuo cuore, per la tua famiglia, per la tua casa. Amen. Preghiamo per la Santa Cena. Signore Gesù, in questo momento noi mettiamo davanti a te questi alimenti che noi sappiamo essere solo pane e solo succo, ma crediamo, Signore, che rappresentano il tuo corpo che tu hai strappato per noi e quel sangue che quel giorno tu versasti per noi. Per questo, Signore, ti chiediamo che quando noi prenderemo questi alimenti questa sera possano avere in noi un effetto benefico, un effetto spirituale e sovrannaturale, che ci diano coscienza di quello che tu veramente hai fatto per noi, che il tuo pane ci dia coscienza che noi facciamo parte di questo corpo e che il tuo sangue ci dia coscienza del patto che tu hai firmato con noi affinché noi potessimo raggiungere la vita eterna insieme a te. Benedici, Signore, questa serata, benedici questa Santa Cena, benedici la tua Chiesa e il legame che deve esserci in essa. Nel nome di Gesù, Signore, consacra questi alimenti, consacra la tua Chiesa. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie, Signore, per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie, Signore, per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori.
tutti insieme come uni in Cristo. Adesso sì, tutti insieme, come uni in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane insieme beviamo da questo calice, il calice del nuovo patto, della nuova alleanza, il calice che rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi. Está sentado ao que está sentado no trono. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos,
anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver a glória de Deus. Oh, glória e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E glória, Santo e santo e Amen. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per quello che tu hai fatto per noi. Ti ringraziamo per questo sacrificio, ti ringraziamo perché sei sceso in terra, non aggrappandoti a chi tu sei, ma hai svuotato te stesso per salvare noi. Ti benediciamo, Signore, ti adoriamo, ti ringraziamo. E in questo giorno di Santa Cena vogliamo darti ogni onore e gloria per il sacrificio perfetto, per il sacrificio che tu hai compiuto affinché ognuno di noi oggi potesse essere qua, ma un domani potesse essere lassù con te. Per questo ti benediciamo, Signore, adorandoti e dandoti la lode che solo tu meriti, che solo tu meriti. Sei il nostro Dio, il nostro Re, il nostro Salvatore. Sei il nostro tutto, sei l'obiettivo della nostra vita. Ricevi, Signore, la nostra adorazione e il nostro applauso questa sera. Amen.
Possiamo accendere le luci, se volete sedervi alcuni minuti. Daremo qualche avvisi per i prossimi giorni. Domani abbiamo il nostro primo caffè con i pastori, ormai già lo sapete, penso che le prenotazioni saranno anche già chiuse, abbiamo superato ogni aspettativa di partecipazione, pensavamo di fare un caffè per 5-6 persone, invece si è trasformato in un evento gigantesco, ma gloria a Dio per questo. Quindi per chi si è iscritto ci vediamo domani mattina alle 10 qua in chiesa per bere un caffè insieme e per dare alcune delucidazioni su quello che siamo noi come chiesa, la visione della chiesa, le dottrine e tutto il resto. Amen. Quindi domani mattina è il nostro appuntamento, mentre il pomeriggio a partire dalle 2:30 ci sarà qua il pre-fusion e poi alle 4 il fusion di giovani e adolescenti col titolo Lavori in corso. Domani giovani e adolescenti convocati tutti quanti qua per partecipare al nostro fusion. Prossimo B-Brazer, il primo B-Brazer di quest'anno, questo mercoledì alle ore 20. Lo rifacciamo, accompagnati da B-Brazer. Bene, mercoledì 5 febbraio alle 8 di sera aspettiamo tutti gli uomini qua in chiesa per una serata tra di noi e una parola per i nostri cuori. Prossimo avviso, il 28 febbraio, lo diciamo ancora, e finalmente a partire da questa settimana apriremo anche ufficialmente le iscrizioni. Saremo qua in chiesa il venerdì 28 febbraio dalle 7:30 per la cena delle coppie Per me sei casa. Sarà un tempo molto prezioso per ogni famiglia, per ogni coppia, tu che sei marito e moglie, fidanzato, fidanzata. Sarà un tempo meraviglioso per tutti quanti. Noi avremo delle lezioni da parte di Dio che saranno ministrate dal nostro caro amico della nostra chiesa, Pastore Paolo Pereira, e sua moglie Rosa saranno qua con noi per fare questa serata insieme. Quindi non mancate, sarà una cena bellissima, ci sarà da mangiare, ci sarà da stare insieme, ma soprattutto, come ho detto, ci saranno delle istruzioni, ci sarà un'amministrazione per le coppie della nostra chiesa affinché possano essere sempre più unite, sempre più forti per continuare a vivere questo 2025 in piena armonia. Amen. Quindi da domani faremo partire le iscrizioni per me sei casa. Finiti gli avvisi? Amen, ottimo. Allora, finiti gli avvisi, non ci resta che passare all'amatissimo e desideratissimo, e so che ci sarà quasi un come nel B-Brazer, momento delle decime e delle offerte. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi in questo adesso, dai, facciamo una preghiera come si deve per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta alla casa del Signore, la tua decima, sai che puoi portarla qua. C'è la nostra sorella missionaria Katia là dietro che ti aiuterà con la macchinina. Ci sono sempre le buste di missioni se vuoi contribuire con il progetto missionario. Quello che Dio ha messo nel tuo cuore, niente di più, niente di meno. Ciò che Dio mette nel tuo cuore però con gioia portalo alla casa del Signore. So che tutto ciò che porterai sarà non semplicemente per il mantenimento di questa casa, per pagare l'affitto, le bollette, tutte le cose che ci sono da pagare, ma ancora di più sarà un seme che stai investendo nel regno di Dio, un seme che porterà frutti qua per noi come Chiesa e io credo profeticamente anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Amen. Signore Gesù,
Ti preghiamo in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, per le nostre primizie, Signore, per quello che abbiamo separato in questa settimana da portare alla tua casa o per quello che questa sera hai messo nel nostro cuore di donare a te. Ti preghiamo, Signore, perché tutto questo possa essere consacrato, benedetto da te, perché salga a te come la nostra migliore adorazione. E ti preghiamo anche, Signore, che tutto ciò che entrerà nella cassa della tua Chiesa possa essere usato al meglio per la opera e per lo sviluppo del tuo regno su questa terra. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Così diversi ma uguali, perché tu ci unisci. Tutti hanno bisogno del tuo amore, persi nella notte, tu ci hai trovato, ci avvolgi con il tuo amor. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà, ti vedrò come luce dell'alba, brillerai, io so che non caderai come sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Dichiara la tua grazia si rinnova, tua grazia si rinnova in ogni alba. I tuoi figli non hanno più nulla da temere, abbiamo trovato il nostro posto in te. Nell'allegria e nel dolore sei costante, nell'allegria e nel dolore tu sei costante. Tutti dipendiamo dal tuo amore. Quando sale la marea, se la terra ferma, posso trovare rifugio nel tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà, ti vedrò come luce dell'alba, brillerai, io so che non tarderai come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Tua grazia si rinnova in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere, abbiamo trovato il nostro posto in te, in te. Tua grazia si rinnova in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere, abbiamo trovato il nostro posto. 1, 2, 3. In te. Brillerai, io so che non tarderai come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Amen. Amen. Amen.
Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo, Signore, grazia, misericordia, affinché la tua parola possa essere non solo udita dalle nostre orecchie, ma che possa essere concepita nel nostro cuore, perché possa portare un frutto che cambi, che migliori, che rinnovi le nostre vite. Ti preghiamo, Signore, che possa parlare tu oggi al tuo popolo e non la voce di un uomo. Ti preghiamo, Signore, perché tu possa, per mezzo dell'azione del tuo Spirito, fare la tua volontà nei nostri cuori e nella tua Chiesa questa sera. Per tutto questo noi ti preghiamo e sappiamo che tu puoi fare infinitamente di più di quello che noi ti abbiamo chiesto in questa preghiera. Per questo compi la tua volontà in mezzo a noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, oggi volevo leggere insieme a voi un bel po' di versetti, in realtà, 2 episodi biblici della storia, della camminata di Gesù su questa terra, però quasi quasi comincio prendendo l'assist che mi ha servito Giacomo questa sera. Non era in programma, ma voglio rileggere insieme a voi quel versetto che ha citato così sorprendentemente all'inizio del culto. Lo prendiamo come il cosiddetto testo aureo della predica e leggeremo fino, penso, al versetto 4 però. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ma non solo ci gloriamo nella speranza di arrivare un giorno a vivere la gloria di Dio, il paradiso, ma guardate anche di cosa ci gloriamo, dice l'Apostolo Paolo. Ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza e l'esperienza produce speranza. Amen. Ho colto questo versetto di Giacomo proprio perché ciò di cui vorrei oggi parlarvi sono un po' queste afflizioni. E noi vediamo 2 testi biblici e so che siamo già un po' avanti con l'orario, il culto di Santa Cena è così, ma cercherò di essere il più rapido possibile. Ma nonostante questo desidero la tua attenzione. Parlerò di meno, così ci sarà meno da ascoltarmi, non ti stuferai. Speriamo. Ma ci sono 2 testi biblici in cui vediamo questa afflizione, quantomeno simbolicamente, passata dagli Apostoli. Sono le 2 tempeste che noi troviamo all'interno dei Vangeli. Noi oggi leggeremo i 2 testi dallo stesso Vangelo, dal Vangelo di Matteo. Sono i 2 testi che ci parlano di 2 tempeste che Gesù, insieme ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, ha vissuto attraversando da una riva all'altra il mar di Galilea. Il primo si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8. Leggerò il versetto 18 e poi dal 23 in avanti, che dice così: Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una grande burrasca, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono dicendo: che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli obbediscono? La seconda tempesta la troviamo sempre in Matteo, al capitolo 14.
dal versetto 22 in avanti. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo. Nel frattempo la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei veramente tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli gli disse: «Vieni». Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano e lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: «Veramente tu sei il Figlio di Dio». Amen. Fino a qua. Come ho detto, questi due testi sono i due testi biblici che troviamo anche in altri Vangeli. Il primo lo troviamo in Luca, in Marco, il secondo in Marco e in Giovanni. Sono i testi che ci parlano di queste tempeste che Gesù, insieme ai suoi discepoli e ai suoi apostoli, ha vissuto finché passava da una parte all'altra della Palestina, passando dalla Galilea alla Decapoli. Insomma, vediamo che Gesù durante il suo cammino raggiunge tutte le 5 regioni della Palestina, e per fare questo lo fa anche spesso via mare. Sappiamo che Gesù era solito insegnare proprio sulle spiagge vicino a questo mare di Galilea, e quindi per muoversi da una parte all'altra prendeva questa barca, questa piccola nave insieme ai suoi apostoli, grandi navigatori, grandi pescatori, e attraversava il lago di Tiberiade, conosciuto come mare di Galilea, per andare a raggiungere gli altri posti in cui doveva compiere le sue missioni. E in queste traversate noi per 2 volte lo vediamo passare per delle tempeste, e nella nostra vita queste tempeste simboleggiano delle afflizioni. Ho cominciato proprio per questo con quel versetto prima. Simboleggiano delle tribolazioni, simboleggiano delle difficoltà, delle situazioni che noi viviamo, purtroppo viviamo durante la nostra vita. C'è un pastore che a me piace molto, no? Luciano Subirà, che scherza sempre dicendo che c'è una promessa di Gesù che non serve neanche avere fede perché si compia. È quando Gesù dice: «Nel mondo avrete tribolazioni». Questa è una promessa che non serve avere fede affinché si compia. Noi abbiamo tribolazioni sicuramente durante la nostra vita. Ognuno di noi, per un motivo o per l'altro, passa per tribolazioni. E per questo motivo io credo che sia anche importante capire il perché a volte passiamo per queste tribolazioni. È bello perché questa traversata sul mare, in entrambi i casi, aveva un proposito. Gesù diceva: prendete le barche perché dobbiamo andare sull'altra riva. Nella seconda traversata vediamo Gesù che obbliga i discepoli a salire sulla barca per andare sull'altra riva. Penso che questo andare sull'altra riva noi possiamo intenderlo simbolicamente per le nostre vite come un qualcosa di più di un semplice arrivare in un altro paese. E dico questo non a caso, non voglio tirare fuori significati dalla Bibbia che veramente non ci sono. Ma se in questa traversata i discepoli hanno passato per delle afflizioni, un motivo c'è. Come abbiamo detto, Paolo nella lettera ai Romani dice che le afflizioni creano speranza. Giacomo, quando scrive la sua lettera, dice: rallegratevi, siate felici di passare per le prove, siate felici di passare per le tribolazioni, per le afflizioni, perché le afflizioni creano costanza.
E quindi in tutte queste tempeste della nostra vita, in queste afflizioni, in questi problemi, c'è un motivo di fondo, c'è un perché. C'è il perché cos'è? Dobbiamo raggiungere la speranza, dobbiamo creare esperienza, dobbiamo avere costanza. Tutto questo è il motivo per cui dobbiamo arrivare sull'altra riva. Quando noi intendiamo che cos'è andare sull'altra riva, noi capiamo perché in mezzo a questa traversata viviamo per queste tribolazioni, viviamo queste tempeste. Andare sull'altra riva semplicemente potrebbe essere un avanzamento nella nostra vita ministeriale. Dobbiamo andare sull'altra riva perché dobbiamo fare di più. Dobbiamo muoverci di più per il Vangelo, dobbiamo, come ho predicato la settimana scorsa, rispondere di più alla nostra chiamata, dobbiamo muoverci, non possiamo stare fermi qua, dobbiamo andare di là, andiamo sull'altra riva, di là c'è da fare, di là c'è da predicare, di là c'è da evangelizzare. C'è da fare dovunque, c'è da fare, dobbiamo muoverci, non possiamo stare fermi, dobbiamo essere di quelli che guardano avanti, di quelli che vanno avanti. Attraversiamo questo mare, andiamo sull'altra riva, di là c'è da fare. Possiamo intendere questo simbolicamente quando parliamo di raggiungere l'altra riva. Di là c'è qualcosa da fare, noi non possiamo stare qua. Abbiamo compiuto la nostra opera, andiamo da un'altra parte, di là c'è da fare. Ma io credo che ci sia anche un altro significato che possiamo intendere da questo andare sull'altra riva, e penso che sia un significato che è ancora più profondo per la nostra vita personale. Perché andare sull'altra riva non è semplicemente andare di là perché di là c'è da fare, e sicuramente è anche questo. Gesù è andato sull'altra riva perché di là c'era da fare. Nel primo episodio Gesù è andato sull'altra riva e ha raggiunto un paese dei Geraseni, no? Una città che si chiamava Gadara, e lì ha combattuto contro uno o due uomini che erano completamente indemoniati e posseduti da una legione di demoni, pensate. Quindi Gesù è andato di là perché di là c'era da fare. Nel secondo episodio vediamo che Gesù fa questa traversata, passando la tempesta, va sull'altra riva e lì compie innumerevoli guarigioni, e di là c'era da fare. Quindi sì, il nostro andare dall'altra parte della riva è perché c'è qualcosa da fare, ma c'è qualcosa di più, c'è un significato più profondo in questo. Andare sull'altra riva è qualcosa che ha a che vedere con la nostra vita. È un cambiamento che noi dobbiamo fare. È un avanzamento personale che noi dobbiamo fare. È un cambiare il nostro modo di vivere, è un cambiare il nostro modo di vedere le cose, è un cambiare il nostro carattere, è un, come si dice, è un cambiare di tavola a cui noi ci sediamo. Andare sull'altra riva è un cambiamento della nostra vita. E questo è qualcosa, fratelli, che io credo ognuno di noi debba vivere seriamente in quest'anno. Dobbiamo cominciare a vivere una nuova stagione della nostra vita, un nuovo tempo della nostra vita, un tempo in cui non siamo più quelli del 2024 e che non siamo neanche quelli del gennaio 25, un tempo in cui veramente siamo persone nuove, rinnovate, trasformate per mezzo dell'azione dello Spirito Santo. Come c'è scritto nella lettera ai Corinzi, noi dobbiamo avanzare, essere trasformati di gloria in gloria a immagine di Gesù, secondo l'azione dello Spirito Santo, che è Dio. Noi dobbiamo vivere continuamente questa trasformazione, e in quest'anno io credo che veramente questa Chiesa debba compiere questo cambiamento. E non questa Chiesa intendendo la nostra istituzione, la nostra associazione come Church, il nostro tempio o il nostro essere comunità, il nostro essere uni in Cristo, ma particolarmente ognuno di noi deve vivere questo cambiamento, deve vivere questa crescita, deve avanzare personalmente nella propria vita personale, nella propria vita ministeriale, nella propria vita come familiare, come marito, come moglie, come genitore, come figlio. Ognuno di noi dobbiamo cominciare a quest'anno a prendere le nostre barche, scendere in quel mare e a puntare all'altra riva per crescere. Dobbiamo cambiare il nostro carattere, il nostro
modo di fare, di gestire le cose. E fratelli, è normale che quando noi facciamo questo, le tempeste arriveranno. Io ho una santa invidia della testimonianza del nostro fratello Giacomo, che dal giorno alla notte il suo carattere è stato trasformato magicamente, o sovrannaturalmente sarebbe meglio dire, da Dio. Ma io ho dovuto cambiare tante cose nella mia vita e penso ognuno di noi ha dovuto cambiare parti, lati del suo carattere, e non è stato dal giorno alla notte. C'è stata una tempesta in mezzo per cui siamo passati, perché come sempre si dice, se tu vuoi avere più pazienza e chiedi a Dio pazienza, Dio non ti darà la pazienza. Dio ti metterà in tempeste, Dio ti metterà in situazioni affinché la tua pazienza possa crescere, possa essere formata. Se tu desideri più autocontrollo, Dio non ti darà l'autocontrollo. È difficile che succeda questo, ma Dio ti metterà in situazioni, in tempeste, in cui sarai provato, in cui vivrai afflizioni, quelle afflizioni che produrranno esperienza, che produrranno speranza, quelle afflizioni che produrranno costanza alla tua vita, affinché tu possa vivere, ricevere e guadagnare questo autocontrollo. Se devi essere cambiato in qualche altro lato del tuo carattere, Dio non ti cambierà dal giorno alla notte. È molto difficile, è raro, può succedere, sì, ma è difficile. È più probabile che Dio ti metta in mezzo a questo mare, in mezzo a questa tempesta, e tu ne passerai di tutti i colori finché non dirai: Dio, Gesù, mi lasci morire, come dicevano questi apostoli. Ma c'è necessità che noi passiamo per queste tempeste, per queste provazioni, per queste tribolazioni, affinché la nostra vita possa cambiare, affinché noi possiamo crescere davanti a Dio, affinché noi possiamo maturare e diventare veramente quelle persone che Dio vuole che diventiamo. La parola di Dio è molto chiara che c'è necessità di una crescita nella vita di ognuno di noi. L'apostolo Pietro nella sua lettera dice: io a voi parlo come dei bambini, dandovi il latte spirituale, perché siete piccoli ed è buono che beviate il buon latte spirituale. Ma già Paolo dice: ragazzi, non è più ora di bere il latte spirituale. Quando parla ai Corinzi, voi già lo avete bevuto, già avete ricevuto tante cose da Dio, è ora che passiate al cibo solido. Lo scrittore della lettera agli ebrei quasi si arrabbia con gli ebrei, perché dice: io non dovrei neanche stare qua a trattare questi argomenti con voi. Voi già avete bevuto il latte spirituale quando eravate piccoli, dovreste già essere cresciuti, ma non posso parlarvi di cose più solide, di cose da grandi, da adulti, perché siete tornati indietro nella vostra fede, siete tornati a essere bambini spirituali. C'è questa crescita nella vita di ognuno di noi che deve essere compiuta. Ci sono rive che devono essere raggiunte, ci sono traversate in mare che devono essere compiute. E in queste traversate, fratelli, come Gesù ha promesso, ci saranno tribolazioni, perché sono quelle che ci fanno crescere. Una traversata in mare che non produce una sfida, una traversata in mare che non ti dà una prova, è una traversata che non ti fa crescere. Allora, dove c'è la tempesta, dove c'è la lotta, dove c'è la tribolazione, è lì che tu crescerai. È lì che vedrai veramente la possibilità di poter avanzare nella tua vita di fede, nella tua vita spirituale, nella tua vita ministeriale, ma anche più semplicemente nella vita all'interno della tua casa, nel tuo rapporto con tua moglie, tuo marito, con il tuo fidanzato, la fidanzata, nei tuoi rapporti con le persone intorno a te, con i colleghi di lavoro, con i compagni di scuola. Ogni prova che noi passiamo ci aiuta a crescere, ad avere esperienza, speranza, costanza, affinché noi possiamo essere sempre più simili, di gloria in gloria, all'immagine di Cristo. E vediamo in questi testi, no? Dopo che Gesù comanda di passare dall'altra riva, che finalmente arriva questa tempesta. E è interessante vedere che
questi due testi dimostrano qua una differenza. Nel primo testo, quello che abbiamo letto, in Matteo capitolo 8, noi vediamo che Gesù sale sulla barca e i suoi discepoli lo seguono sulla barca. E insieme vanno in mezzo al mare e lì arriva la tempesta. Io, fratelli, mi immagino che questi apostoli, questi discepoli, soprattutto gli apostoli, no? Almeno 4 degli apostoli, siamo sicuri che erano esperti pescatori. Erano persone che viaggiavano costantemente nel mare di Galilea, era lì che loro avevano i loro commerci, pescavano e tutto il resto. Quindi loro potevano intuire quando è che il cielo diventava un cielo da tempesta. Era tutta la vita che pescavano in quel mare, che navigavano nel mar di Galilea. E quando Gesù gli dice salite sulla barca che andiamo dall'altra parte, io penso che Pietro si sarà girato verso Andrea. Andrea, ma hai visto là il cielo com'è? Mi sa che non è una bella idea andare. Ma Andrea gli avrà detto no, seguiamo il maestro. Se c'è lui sulla barca, cosa ci potrà accadere? Allora Pietro si sarà fatto forza insieme a tutti gli altri 12, ha detto no, va bene, andiamo, se Gesù è sulla barca non c'è problema, se Gesù è con noi possiamo andare in questo mare, arriverà la tempesta, non ci interessa, Gesù è con noi. Ma poi che cosa accade? Che la tempesta arriva, la barca è sballottata di qua, di là, le onde riempiono la barca, c'è scritto, e Gesù era là a poppa, che stava dormendo, beato, tranquillo. E i discepoli hanno cominciato a avere paura. Ma cosa succede? Perché Gesù non ci salva? A un certo punto vanno a svegliare: Maestro, Gesù, stiamo per morire, salvaci. Noi siamo entrati in questo mare perché sapevamo che c'eri te e tu stai lì che dormi. Noi siamo entrati in questa prova perché sappiamo che tu sei con noi e tu non ti fai vedere, tu non agisci. No, io mi immagino che è stato un po' così il sentimento, quantomeno di quei 4 pescatori, no? Che sapevano che sarebbe andata a finire male, ma hanno detto dai, ci fidiamo di Gesù, andiamo con lui, se lui è con noi, chi sarà contro di noi? Il mare, la tempesta non ci potrà sfiorare, no? Mi immagino che sia andata un po' così. Sapete, Gesù non ci ha mai detto che se lui è con noi la tempesta non arriverà. La tempesta arriverà lo stesso. Gesù non ci ha mai promesso che se lui è sulla nostra barca le difficoltà non arriveranno. Le difficoltà arriveranno lo stesso. Le afflizioni, le tempeste, i problemi arriveranno lo stesso sulla nostra vita, che Gesù sia con noi oppure no. E questa è una verità biblica. E noi la vediamo chiaramente in questo testo. Gesù era sulla barca, ma la tempesta è arrivata. E fratelli, nessuno di noi è escluso da questo. Non pensate che voi siete meglio dei 12 apostoli. Se Gesù è con voi, la tempesta non arriverà nella vostra vita. No, arriverà anche sulla vostra vita. Anzi, vi dirò una cosa in più. Chi c'era sulla barca insieme agli apostoli? Gesù. E anche Gesù è passato in mezzo alla tempesta, o no? Se Gesù è passato in mezzo alla tempesta, noi non passeremo in mezzo alla tempesta? Certo che passeremo in mezzo alla tempesta. Noi diciamo, ma Gesù qua sulla terra, fratelli, era 100% uomo. Certo, lui non ha perso l'essenza di Dio. Lui aveva l'essenza divina, lui era adorato come un Dio. Lui stesso dice: io e il Padre siamo uno, siamo una cosa sola, siamo uguali. Io sono Dio, ma sulla terra ogni attributo divino di Dio era sparito. Gesù non era onnipotente, Gesù non era onnisciente, Gesù non era onnipresente. Gesù poteva morire e per noi è morto. Gesù non aveva tutte quelle grandi caratteristiche che Dio ha. Gesù poteva essere tentato come noi, in mezzo alla tempesta. Gesù poteva
peccare come noi. E fratelli, per fortuna che è così. C'è scritto in Ebrei 4 che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, ma che in ogni cosa è stato tentato come noi. Per fortuna che è così, perché pensate, se il nostro sommo sacerdote non fosse mai sceso sulla terra, se avessimo un sommo sacerdote che non ha mai provato quello che proviamo noi, che non è mai stato tentato come noi, che non vive, che non ha vissuto quello che noi viviamo, l'asticella per entrare in cielo sarebbe infinitamente più alta. Noi non potremmo avere nessun tipo di margine di errore, non potremmo avere nessun tipo di debolezza, non potremmo avere niente di niente. Perché Dio è perfetto e non può essere tentato. Ma Gesù, scendendo sulla terra, prendendo forma di carne, è stato tentato in ogni cosa come noi, seppur senza mai peccare. E per questo motivo Lui è un grande sommo sacerdote sulle nostre vite. Ma Gesù era uomo come noi e Lui è passato in mezzo alla tempesta. Quando Giacomo scrive la sua lettera, dice voi che tanto, a voi vi piace tanto Elia, no? Quando scrive, perché per gli ebrei Elia era il più grande dei profeti, il primo profeta. Guardate, gli dice, guardate che Elia, per fare tutto quello che ha fatto, era un uomo che aveva le stesse vostre passioni, che è stato tentato come ognuno di noi. Non pensate che Elia era un così grande, uno al di sopra, uno sovrannaturale. Era uno come tutti quanti noi. Era uno che doveva pregare come noi. Era uno che doveva digiunare come noi. Era uno che doveva rimettersi a Dio e cercare Dio come noi. Così come anche Gesù ha fatto. Abbiamo letto prima nel secondo racconto, prima che Gesù andasse a camminare sul mare, che cosa ha fatto? È stato una notte in preghiera da solo sul monte. Gesù cercava Dio, Gesù aveva bisogno dello Spirito Santo, così come tutti quanti noi lo abbiamo per riuscire a superare le prove della nostra vita. Io ho un grande punto di riferimento nella mia vita che è la pastora Andrea. E sapete, non è solo un mio punto di riferimento, perché ho perso il conto del numero delle persone che in questi 12 anni, almeno da quando abbiamo cominciato un po' la nostra vita ministeriale, almeno io e la mia, ho perso il conto delle persone che mi hanno detto vorrei essere come l'Andrea, perché sembra che l'Andrea non passi per le tempeste, perché niente la batte, niente la distrugge, lei continua ad avanzare, continua a crescere, continua a fare, e veramente nella sua vita ministeriale ha portato avanti cose incredibili, sempre con eccellenza, è stata leader di tanti ministeri, dipartimenti, in tante difficoltà, oggi pastore in tante difficoltà, e tante persone mi dicevano vorrei essere come l'Andrea. Passavano per una difficoltà e dicevano se fossi come l'Andrea, no? E l'Andrea, fratelli, è una donna come tante di voi qua, che anche lei passa per tribolazioni come tante di voi qua. È una persona che sicuramente teme a Dio, è sicuramente una persona che ricerca Dio, che ha bisogno di preghiera, che ricerca lo Spirito Santo. Ma così lei, come Elia, come Gesù in questo testo, erano persone che avevano bisogno di Dio. E così come tutti quanti noi lo abbiamo. Non pensate che le tempeste toccano solo qualcuno. Le tempeste toccano tutti quanti noi. Ognuno di noi passa dalle tempeste durante la nostra vita. Nessuno di noi è escluso. Anzi, certe volte noi passiamo per delle tempeste e noi abbiamo Gesù sulla nostra barca. Noi sappiamo che Gesù è con noi preghiamo Gesù, noi lo sentiamo vicino, ma non vediamo la liberazione da queste tempeste, non vediamo la liberazione da queste prove. Anzi, noi vediamo a volte altri fratelli, altre sorelle che magari riescono in qualcosa in cui noi non riusciamo, no?
Noi vediamo persone che riescono a superare prove, che Dio le benedice con delle benedizioni che magari anche noi stiamo ricercando, per le quali noi preghiamo, per le quali noi digiuniamo, ma noi non riusciamo ad ottenere queste cose. Dio non ci libera da questa afflizione, da questa tempesta, e ad altre persone invece sì. Vi è mai capitato di vivere una situazione come questa? Per me è emblematica la storia di Jairo, no? Il capo della sinagoga. Vi ricordate la storia di Jairo? Jairo ha sua figlia che sta per morire e i medici non la possono aiutare, non sa più che cosa fare. A un certo punto, quando lei è proprio sul punto di morte, vicino a morire, decide: ma Gesù è qua in città, vado a prendere Gesù, lo porterò qua a casa mia perché faccio una guarigione miracolosa in mia figlia. Allora Jairo esce di casa, va verso Gesù, trova Gesù, gli dice: Gesù, aiutami, mia figlia sta per morire, vieni a casa mia. E Gesù dice: va bene, vengo a casa tua. Soltanto che vi ricordate cosa succede per strada? Gesù sta camminando con Jairo verso casa di Jairo, e a un certo punto una donna tocca il lembo della veste di Gesù. Era una donna che aveva una perdita di sangue da tanti anni, e in quel momento viene sovrannaturalmente curata. E Gesù in quel momento si ferma in mezzo alla folla, dice: chi mi ha toccato? E io mi immagino Jairo in quel momento lì, no? Sua figlia sta per morire, aveva i minuti contati. Dice: Gesù, dai, non è importante chi ti ha toccato, andiamo a casa, mia figlia sta per morire. Io mi immagino che cosa Jairo abbia pensato, cosa gli sia passato per la testa in quel momento lì. Gesù, andiamo. E Gesù: no, chi mi ha toccato? È Pietro, no? Gesù, guarda, c'è una folla enorme, guarda, non possiamo sapere chi ti ha toccato. E Jairo intanto: dai Gesù, andiamo, è tardi. E Gesù dice: no, voglio indagare, chi è stato a toccarmi. Allora esce questa donna qua dicendo: sono stata io, ti ho toccato il lembo della veste, tu mi hai curata quando ti ho toccato. Tutti quanti sono stati felici del miracolo. Io immagino Jairo lì felice, dai, va bene, dai, ti ha guarito, adesso andiamo verso casa perché sta per morire mia figlia. E quando stanno per ripartire arrivano i servi di Jairo, gli dicono: Jairo, mi dispiace, non serve più disturbare il maestro perché tua figlia è già morta. Io mi immagino in questa situazione magari la vita di tanti di noi che cerchiamo Gesù, che troviamo Gesù è con noi, è sulla nostra barca, sta andando a risolvere il problema. Noi stiamo pregando per quello, ma non vediamo la soluzione al problema. Non vediamo Gesù rispondere alla nostra preghiera, e anzi magari vediamo Gesù che va a lavorare nella vita di quell'altro, no? Come Jairo vede: Gesù aiutami, e vedo Gesù che lavora nella vita di questa donna qua e non nella mia. E nel frattempo la figlia muore. Quanti di noi hanno già passato per questa situazione? Tempi di preghiera, tempi di digiuno, tempi cercando Dio, avendo la certezza che Dio è la soluzione ai nostri problemi, avendo la certezza che Gesù è lì, è sulla barca, Lui può risolvere il problema, ma non risolve il nostro problema, non ci tira fuori dalla tempesta, piuttosto va a risolvere il problema nella vita dell'altro. Noi siamo lì con un problema, con una difficoltà, facciamo campagne di preghiera, giorni di digiuno, non succede niente, veniamo in chiesa e 2 o 3 persone ci danno testimonianze di cose meravigliose che in quella settimana Dio ha fatto nella loro vita, no? Ci viene a dire: caspita, non sono più in Cristo questa settimana, sono un po' arrabbiato con i miei fratelli, volevo io queste benedizioni. È interessante quello che Gesù dice a Jairo, no? Alla fine della storia, prima di andare poi a risuscitare sua figlia, dice: Jairo, non temere, soltanto abbi fede. Questa stessa cosa è quello che Gesù ha detto anche alle persone su quella barca. Ha detto: perché avete paura? Perché avete paura? Uomini di poca fede. Se soltanto aveste avuto fede, se soltanto aveste fede, non vi preoccupereste con questa bufera. L'altro racconto invece della tempesta è un pochino diverso, no? Perché lì vediamo che Gesù non sale sulla barca con gli apostoli,
Anzi, Gesù obbliga gli apostoli a salire sulla barca. E gli apostoli vanno e Gesù intanto va a farsi gli affari suoi, va a parlare con la folla, poi va a pregare. E gli apostoli entrano in questo mare, comincia la tempesta e a un certo punto in mezzo a questa tempesta gli apostoli non sanno più cosa fare, vedono Gesù avvicinarsi là dal mare che sta camminando a piedi, è un fantasma. E in quel momento Gesù dice: non abbiate paura, non temete, ancora una volta, non temete, sono io. È bello quello che gli dice Pietro, no? Pietro gli dice: Gesù, se sei veramente te, comandami di venire da te, camminando sulle acque. E Gesù gli dice: vieni. E sapete, io in questo passaggio io vedo un livello successivo della nostra fede in mezzo alle tempeste. Perché se nel primo episodio, che effettivamente cronologicamente è anche prima all'interno della Bibbia, noi vediamo che Gesù era sulla barca insieme ai suoi, nel secondo Gesù non è sulla barca. Anzi, nel secondo Gesù chiede un qualcosa in più ai suoi apostoli. Dice: se avete fede, scendete voi dalla barca e venite verso di me. Scendete voi dalla barca. Fratelli, la barca era la certezza di quei discepoli. La barca era l'ancora di quei discepoli. Era quella a cui si potevano aggrappare. Oggi noi possiamo paragonare quella barca magari ai nostri soldi, alla nostra casa, al nostro lavoro, alle nostre forze, a quella a cui noi umanamente ci possiamo aggrappare. E Gesù ha detto: lascia quello che ti può salvare, lascia quello che la tua mente pensa che ti possa salvare, lascia quello che tu pensi che tu ti possa aggrappare, scendi in mezzo all'acqua e vieni da me. Vieni dove non c'è riparo, vieni dove non c'è un'ancora, vieni dove non hai nulla a cui appigliarti se non a me, se non alla fede che hai in me. Quando io leggo questa storia, io sempre ripenso a una testimonianza che penso che quasi tutti voi avete già sentito tante volte. Alcuni di voi l'hanno anche vissuta, di quando abbiamo cominciato 4-5 anni fa come pastori della Chiesa. La settimana dopo che siamo stati consacrati a pastori, il 27 di giugno, un po' alla pazzia, diciamo, abbiamo iniziato la campagna di Neemia, 52 giorni in cui avremmo dovuto trovare un luogo per la nostra chiesa. E sembrava qualcosa di impossibile, perché chi veniva in chiesa a quel tempo sapeva che era da mesi, anni che cercavamo un luogo, ma non trovavamo niente, tutte le porte erano chiuse davanti alla nostra chiesa. E in quella settimana lì, dal 20 al 27, mi ricordo che Andrea è venuto da me con una parola di Dio e ha detto: sabato, o facevamo forse i culti domenica a quel tempo, domenica inizieremo la campagna di Neemia. Io ho detto: non ti chiedo neanche cos'è, perché già ho paura di quello che stai per dire. Ma quando mi ha detto quello di cui si trattava, io paura folle ovviamente, ma ho sentito, sapete, la certezza di Dio nelle sue parole. E abbiamo intrapreso insieme a tutta la Chiesa, questa campagna, 52 giorni in cui avremmo dovuto avere un nuovo locale. Noi siamo arrivati al 52esimo giorno in cui noi siamo arrivati in chiesa con un contratto d'affitto per il nuovo locale. Soltanto che fino a quel tempo, fino a quel momento lì, io potrei anche dire: ok, questa è la parte in cui Gesù è sulla barca con noi, anche se per quello che abbiamo passato non lo direi mai, perché veramente sono stati un mese e mezzo di ansietà, di paure, di tutto, paura di non farcela, paura di non riuscirci. Ogni giorno io tornavo dal lavoro, l'Andrea mi aspettava sulla porta di casa, diceva: partiamo subito a cercare un capannone. Ma al 52esimo giorno, quando siamo arrivati in chiesa col contratto d'affitto, abbiamo deciso insieme come chiesa di non prendere quel capannone lì.
abbiamo deciso di aspettare e dopo pochissimi giorni Dio è venuto dandoci questo posto qua. Quello è stato il andare incontro a Gesù senza nessun ancoraggio. Quello è stato dire: Gesù, adesso siamo solo nelle tue mani, non abbiamo niente a cui aggrapparci, tutto ciò che possiamo fare è affidarci solo e unicamente a te. Tutti noi, o molti di noi, conoscono la definizione di fede, che è la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ma ho sentito un'altra definizione in questi giorni che mi è piaciuta molto: la fede è puntare gli occhi su Cristo, anche quando la situazione intorno ti farebbe guardare per terra. E forse questo è quello che Pietro ha vissuto, è quello che noi come pastori e come chiesa, chi c'era, ha vissuto in quel periodo lì. E forse è qualcosa che anche tu stai vivendo oggi nella tua vita. Forse ti senti un po' lanciato così, da Gesù in mezzo al mare, senza Lui sulla barca. E quando sei lì in mezzo alla tempesta ti senti dire: adesso scendi da quella barca e vieni incontro a me, senza appigli, senza possibilità di salvarti in nessun altro modo. Forse Gesù ci sta facendo passare o ci farà passare per situazioni come queste, ma ancora una volta alla fine di questa storia Gesù dice: non temete. Uomo di poca fede, dice a Pietro, ma possiamo dire: non temete. Se avete fede in me, camminerete su quest'acqua. Se avete fede in me, supererete questa prova. Se avete fede in me, crescerete arrivando sull'altra riva. Indipendentemente che sia un cambiamento di carattere, un cambiamento di abitudini, un avanzamento nella tua vita ministeriale, spirituale o familiare, indipendentemente da cos'è quest'altra riva che tu devi raggiungere, un cambiamento di tavolo a cui sederti, un cambiamento di compagnie con cui stare, indipendentemente da cos'è questa riva a cui tu stai puntando, se tu fissi gli occhi su Cristo, anche se magari dovresti guardare per terra perché la tempesta è troppo forte, ma se tu fissi gli occhi su Cristo, la certezza, la promessa è quello che tu riuscirai ad arrivare all'altra riva. Entrambe queste due storie finiscono in una sola maniera: che gli apostoli, guardando Gesù, si meravigliavano di quello che Lui poteva fare e lo adoravano. E io credo che questo sarà anche la fine della nostra traversata. Nel momento che noi raggiungeremo l'altra riva, dopo aver superato la prova, la tempesta, per quanto oggi sembra difficile, per quanto oggi sembra che non c'è una via d'uscita a quello che stiamo passando, quando noi raggiungeremo quell'altra riva, noi glorificheremo Gesù, perché ci renderemo conto delle meraviglie che ha fatto in mezzo a noi, che ha fatto dentro di noi, che ha compiuto nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra casa, cambiando ciò che c'è da cambiare, facendoci crescere e avanzare di gloria in gloria per essere sempre più simili a Lui. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Io non lo so se tu già oggi stai passando per una di queste tempeste, per una di queste prove, per una di queste afflizioni, ma io sono sicuro di una cosa, che se tu ti rivedi nella storia di questi apostoli, che sia la prima traversata o la seconda, se oggi sai che stai passando per una di queste trasformazioni necessarie per la tua vita, sai che stai puntando alla riva dall'altra parte, io voglio rassicurarti in questo momento dicendoti che Gesù è là. O è dentro la tua barca già e tu devi solo avere fede che Lui agirà, o forse è qualche metro davanti a te
invitandoti a scendere, a abbandonare le tue certezze, le tue sicurezze, abbandonare ciò a cui oggi tu ti stai aggrappando. Forse ti stai aggrappando alla tua famiglia, forse ti stai aggrappando al tuo lavoro, forse ti stai aggrappando ai tuoi soldi, forse ti stai aggrappando a quella che è la tua barca oggi. Gesù ti invita a abbandonare questi appigli e a dire: io mi fido solo di te. Fai questo in questo momento, prega il Signore dicendo: Gesù, io sto passando per questa prova e tu lo sai, ma io mi fido di te. Io mi fido che insieme supereremo questa tempesta. Io mi fido di te e so che per mezzo tuo arriverò dall'altra parte della riva. Io mi fido di te. So che quello che sto passando nella mia casa è difficile, ma io mi fido di te. So che tu sei nel controllo di ogni situazione e arrivato dall'altra parte. Quando avrò visto il mio miracolo, io ti loderò e benedirò il tuo nome. Preghi in questo momento, già ringraziando il Signore, con la certezza che questa fede è ben riposta, con la certezza che Lui è già davanti a te, pronto a stenderti la mano e a dirti: cammina insieme a me su queste acque. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo di questo tempo, la tua presenza, di questo tempo ascoltando la tua parola. Signore, io vivo, Signore, tempeste quotidianamente nella mia vita e sappiamo, Signore, che ognuno di noi passa da queste tempeste. Non c'è modo, Signore, di sfuggire alle prove, alle afflizioni, ma anzi, Signore, tu ci chiedi di rallegrarci in queste, sapendo che tutto questo sta provocando una trasformazione utile alla nostra vita. Per questo, Padre, io ti chiedo che ognuno di noi possa vivere queste prove, possa vivere queste tempeste con gioia, possa gloriarsi in tutte queste sfide, ma in tutto questo, Signore, che possa anche puntare a te, che, Signore, non venga ad aggrapparsi a ciò che Lui ha, ciò che noi abbiamo, che non veniamo, Signore, a posare i piedi sulla nostra barca, Signore, ma che possiamo totalmente affidarci a te, puntare il nostro sguardo verso di te anche quando ci verrebbe da guardare per terra, Signore. Questo deve essere il nostro modo di affrontare queste sfide. Signore, desideriamo un 2025 di cambiamento per le nostre vite. Desideriamo un 2025 di crescita, un 2025 di avanzamento ministeriale, avanzamento personale, spirituale, cambiamento di carattere, cambiamento di tavole a cui ci sediamo, cambiamento di compagnie con cui noi stiamo, cambiamento di abitudini che abbiamo, Signore. Per tutto questo sappiamo che c'è bisogno di arrivare a quell'altra riva. Signore, che questo 2025 possa essere un anno di vittoria insieme a te, un anno sì di lotta, sì di tempeste, sì di sfide, ma con la certezza che insieme a te niente c'è impossibile, che insieme a te possiamo ogni cosa, che ci basta credere, non temere e credere. E tu ci stai già aspettando fuori dalla barca, facendoci arrivare a piedi su quelle acque verso di te. Noi vogliamo credere questo, puntiamo i nostri occhi su di te, Padre, puntiamo i nostri occhi su di te, la nostra fiducia è su di te, la nostra fede è in te. Noi crediamo che ci libererai, che ci darai vittoria, che ci darai la trasformazione e l'avanzamento che tu desideri, di gloria in gloria, Signore, sempre più simili a te, sempre più vicini a te. È questo che desideriamo, un anno di crescita per ognuno di noi, un anno di crescita per la tua Chiesa. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo, posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite.
io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei, non temo le onde, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Dio desidera una chiesa che abbia fede. C'è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Dì alla persona vicino a te:
la tempesta arriverà. Dillo alla persona vicino a te senza paura, promettiti questa cosa, è un po' brutto da dire, ma prometti, la tempesta arriverà. Ma non temere, soltanto abbi fede. La tempesta arriverà, sì, ma non temere, soltanto abbi fede. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore per terminare questo culto di adorazione al nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori, colui che è santo, santo, santo e santo per sempre. Accendere le luci, stiamo terminando, poi ci sarà qualcosa da mangiare qua insieme. Se non scappate via, passiamo un po' di tempo insieme come uno in Cristo, 10 minuti, un quarto d'ora, 2 ore, 3 ore, non c'è problema. Io vado a casa, vi lascio le chiavi. Amen. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, così che possiamo fare insieme una preghiera per benedire la sua vita? Nessuno ha avuto gli anni? Allora chiediamo la benedizione direttamente sulla vita di tutti quanti noi. Se puoi fare così con le tue mani per riceverla, chiediamo a Dio che la sua gioia, che la sua allegria possa riempire la nostra vita, che la sua unione possa riempire le nostre case. Chiediamo a Dio che possa essere con noi in ogni momento e che la fede in Lui possa essere sempre più forte nei nostri cuori, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio